Un documento a cura della Confesercenti del Veneto da presentare ai candidati delle elezioni regionali previste la seconda metà di maggio, nell'occasione Alessandra Moretti, avversaria principale dell'attuale governatore Zaia nella corsa a Palazzo Balbi. Il Cahiers de doléances, l'agenda delle lamentele a cura dell'associazione di categoria, discusso a Padova, è molto ricco ed articolato con aspetti quali innovazione, fiscalità, semplificazione burocratica e formazione, ad emergere in tutta la loro drammatica lacunosità. Un territorio a vocazione commerciale quale quello che va da Verona a Venezia, sostengono i vertici dell'associazione di categoria, non può spegnersi nello spaventoso concentramento di ipermercati, tanto più alla luce dei drastici tagli dell'ente regione ai finanziamenti per lo sviluppo del settore. Noi non possiamo pensare di essere competitivi se tagliamo costantemente risorse, né possiamo pensare di essere competitivi come Veneto se non interveniamo nelle infrastrutture. Ricordo i ritardi con cui si sta realizzando l'alta velocità, l'alta capacità, ricordo anche i ritardi con cui si stanno realizzando le infrastrutture immateriali, ormai indispensabili per rendere competitivo il nostro Veneto. Alla voce commercio appartengono gli ambulanti, anello debole perché particolarmente esposto alla crisi e alla concorrenza sleale. I comuni per vari motivi ci stanno aumentando i costi di gestione dei plateatici e di conseguenza è un po' difficile. Tenuto conto anche che abbiamo una famosa normativa DURC, si chiama, che è il documento unico regolarità contributive, che per quanto riguarda il commercio riguarda solo gli ambulanti. In parole povere, se un ambulante ritarda il pagamento dei contributi INPS, ha la possibilità che gli venga sospeso o addirittura confiscato il posteggio. Infine gli esercenti degli stabilimenti balneari messi alle strette da una direttiva comunitaria, la Bolkestein, vigente dal 2009. È una normativa comunitaria che prevederebbe la messa al bando di tutte le concessioni demaniali in Italia. Ricordiamo, stiamo parlando di 30.000 concessioni, di 300.000 persone che ci lavorano in modo diretto e quindi ben capiamo che potrebbe essere una distruzione del sistema turistico balneare oggi, così come è composto, di piccolissime aziende, soprattutto familiari, e che rappresentano il tessuto produttivo italiano.